forse dovremmo ricordarci che di fronte alle tecnologie, quando abbiamo in mano un'automobile, non siamo onnipotenti. Al punto che moriamo, mi ha detto proprio ieri un anziano, come gli insetti sul vetro della macchina. Così, in un secondo. Sono parole forti, potenti, quelle che Don Mauro Gazzelli pronuncia durante la messa dedicata alle vittime della strada, ai loro familiari, ai feriti e anche ai soccorritori. Sullo sfondo quella 4 spesso teatro di terribili incidenti stradali, un'arteria che divide il cuore di Cessalto e che allo stesso tempo ha spezzato troppe vite. Qui, del resto, come in tutta la Marca, reduce da un'estate nera. 2200 incidenti fino al 2 agosto nella sola provincia di Treviso. Poi secondo me fa anche molto riflettere un altro dato: 21 morti lo scorso anno nel 210 km di rete autostradale di competenza delle Autovie Venete, quindi un morto ogni 10 km. A organizzare la giornata accanto a parrocchia, comune, provincia, ULS 2, l'associazione Il Melograno, presieduta da Daniele Furlan. Proprio nel tratto di autostrada che dietro di noi io ho avuto un incidente, sono stato tamponato da un camion con il risultato di rimanere tetraplegico, ovvero completamente paralizzato dal collo in giù. 21 anni fa, più o meno in questa stagione, anzi nel mese di ottobre, con le prime nebbie. Da qui la processione simbolica all'interno del piazzale della SME della statua della Madonna, che è stata posizionata per qualche minuto a pochi metri dall'autostrada, il tempo di una benedizione a quello ormai noto a tutti come il tratto maledetto. Alla funzione hanno partecipato anche i familiari di Samantha Renon, la 17enne cessaltina morta nell'aprile scorso a Salgareda nello scontro tra la sua moto e un'auto, e quelli di Nico Baldo, il 34enne travolto ucciso in via Callonga mentre era uscito di casa a piedi per recuperare il cane. A Cessalto i nomi dei concittadini morti sulle strade sono raccolti in quest'urna. È stata un'occasione oggi anche di unirci e di prenderci cura gli uni degli altri. Lo spirito di comunità che deve lavorare proprio anche per la prevenzione, le scuole, le istituzioni, le parrocchie, gli oratori. Tutti dobbiamo parlare un linguaggio diverso e anche essere un po' più esigenti nel dare le regole.